Chi ha messo la bottiglia incendiaria sul binario della rete ferroviaria tra Padova e Venezia? La Digos di Venezia sta indagando per capire chi abbia agito, se si tratta di un'azione dimostrativa di elementi contrari all'alta velocità che dovrebbe passare proprio su questa linea. Un aggiornamento del procuratore aggiunto antiterrorismo del Veneto, Adelchi D'Ippolito. Che oggetto era? Era una bottiglia di plastica, che conteneva circa 1 litro di benzina. Quindi poteva fare che danni? Poteva incendiare, poteva provocare un incendio, quindi poteva certamente causare dei danni. Per quanto riguarda il terrorismo tout court, qual è lo stato d'allerta che si registra in Veneto in questo momento? Lo stato d'allerta è sempre massimo, anche in questo campo non trascuriamo nessun segnale, abbiamo una situazione da allarme massimo, però ecco, devo dire che non abbiamo dei precisi segnali che portino a specifiche preoccupazioni per il Veneto, quindi abbiamo le preoccupazioni e le attenzioni che si hanno in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo.